Mi trovo a Bebbio, sono nel cuore dell'Appennino reggiano, qua il comune Carpineti, e questa è la fattoria di Monte Bebbio. Prende il nome appunto da questa località, siamo circa 450-500 metri sul livello del mare. Sono in compagnia di Paolo Toni. Buongiorno Paolo, che è titolare di questa azienda agricola e agrituristica. Un'azienda che sorge in un borgo che tu hai anche tu ristrutturato, che risale al 1400, quindi insomma si vede che hai fatto un recupero molto importante in questa zona. La tua è un'azienda zootecnica, nasce come azienda zootecnica, poi col tempo si è diversificata, quindi non solo latte per il parmigiano reggiano, qua siamo in zona di produzione, ma anche yogurt e tanto latte che poi diventa anche gelato. Poi tu negli ultimi anni hai fatto anche una piccola spa, ma arriveremo anche a questo. Paolo, raccontaci intanto com'è strutturata la tua azienda. Abbiamo detto un'azienda zootecnica, parmigiano reggiano, parmigiano di montagna. Sì, come giustamente dicevi, qui siamo nel comune di Carpineti, nel borgo Monte di Bebbio, provincia di Reggio Emilia. La mia è un'azienda agricola familiare, gestita da me, mia moglie e adesso è entrata anche mia figlia. Abbiamo 300 bovini, tra cui noi facciamo latte e non carne, quindi 150 bovini in lattazione, rimonta, manze, così. Noi facciamo una parte di parmigiano, a oggi sono circa 10 forme al giorno di parmigiano, conferiamo il latte a un'azienda qua del comune, e l'altra parte di latte la trasformiamo noi nel laboratorio aziendale in latte fresco appena munto, pastorizzato, omogenizzato, pronto da bere o al consumo di gelaterie e pasticcerie, yogurt e tutta la linea di dessert, dai budini alla panna cotta, con tutti i prodotti di aziende agricole locali. Quindi La tua è un'azienda che si è sviluppata negli anni, quindi era un'azienda familiare, poi tu col tempo hai sempre così ampliato, no, questa attività per poi arrivare appunto anche a qualcosa a differenziare, non solo latte per il parmigiano, ma anche appunto con prodotti come dicevi prima, quindi yogurt, gelateria, eccetera. Paolo, allora ci fai vedere innanzitutto la tua azienda, che è un'azienda moderna, quindi hai ristrutturato la stalla, vediamo un po' di che cosa si tratta. io ho cercato di curare la genetica degli animali, delle mucche, delle nostre mucche, proprio per portare a una qualità del latte un pochino diversa rispetto ai latti normali, nel senso che abbiamo curato molto l'aspetto del grasso, delle proteine, curando l'alimentazione. Quindi mi fa molto piacere farvi vedere l'allevamento e come trattiamo gli animali. Ti seguiamo. Una stalla moderna, Paolo, quindi con una forte componente di automazione, quindi qua ci sono le tue bovine, quindi hai una zona dove ci sono, la rimonta viene chiamata, no? E poi c'è la sala di mungitura dove hai detto sono 150 le vacche in lattazione. Sì, in totale i nostri animali, le nostre mucche sono 310, di cui 150 in lattazione e il restante dalla vitellina piccola alla futura mucca, quindi la manza. Tu hai lavorato molto sulla genetica proprio per ottenere questo latte che ha questo grasso, no? Che serve ed è molto adatto per la gelateria, per la pasticceria, dicevi, quindi un po' ci hai messo tanto del tuo, tu fai fecondazione artificiale qua, no? Sì, curo tutto io, l'azienda, la fecondazione, i piedi, la mascalcia, parte tutto da me e i miei collaboratori. Ho lavorato su questo tipo di latte per avere, noi facendo lo yogurt e non aggiungendo proteine del latte o addensanti, ho cercato di curare, di avere un grasso molto alto negli animali. Quindi con la genetica, perché il grasso non si fa mettendo prodotti ma si fa con la genetica sugli animali, ho utilizzato una razza, che è la razza Ayrshire, incrociandolo con la mia frisona, e così in questi 6-7 anni di lavoro sono riuscito ad avere un grasso che passa i 4% di grassi, quindi è molto idoneo per le gelaterie, per i bar, i cappuccini, ma anche da bere. E poi c'è il pascolo, c'è il foraggio alla montagna che dà un valore aggiunto, no, al latte, perché comunque l'alimentazione, dicevi, è molto importante. Poi siamo nel cuore dell'Appennino reggiano, qua hai fatto un murales dove si vede anche la pietra di Bismantova, perché è qua a pochi passi, no, dalla tua azienda. Sì, è proprio a 10 km, ma è proprio dietro la mia azienda. Poi per avere un buon latte gli animali devono essere in ottima salute e stare bene, quindi il benessere animale è fondamentale, no, per dare qualità. Sì, tutto nasce proprio dall'alimentazione degli animali, perché il latte lo fanno loro. Io quello che posso fare è cercare di farli stare e alimentarli il meglio possibile. E quindi noi abbiamo cercato di usare quasi tutto il nostro fino di montagna, quello che manca, noi produciamo circa il 60%,
dipende anche dalle annate. Quello che manca lo acquistiamo nel comprensorio. Senti, qua fa molto caldo d'estate, quando viene proprio quel caldo. Vedo che ci sono delle ventole che servono per refrigerare un po' l'ambiente. Sì, qui è abbastanza ventilato, abbiamo che il fiume Secchia qua vicino, però luglio e agosto, dipende sempre anche dalle stagioni, possono arrivare anche ai 35-36 gradi. Quindi abbiamo cercato di fare una stalla con tutta la ventilazione e poi abbiamo delle reti che si possono vedere dove si aprono e si chiudono in base al periodo d'inverno ed estate, quindi la stalla diventa molto arieggiata e gli animali sicuramente stanno molto bene. Mentre d'inverno l'animale non deve avere questo, soffre più che altro il vento, no? Le correnti d'aria più che il freddo. Sì, gli animali soffrono il caldo, che proprio e il vento, come dicevi. Quindi d'inverno, se non c'è il vento, stanno bene, anche perché qua possiamo arrivare a -2, -3, non di più. Ed estate, il problema c'è d'estate, però noi con questa ventilazione, come dicevo, l'abbiamo risolto perché vedo che in stalla stanno sempre molto bene. Siamo arrivati tardi, la mungitura è già finita per oggi, Paolo, però insomma questo latte viene conservato in questa cisterna, la mungitura, naturalmente la sala di mungitura modernissima, il latte di questa mattina va in questa cisterna, ma poi va direttamente in laboratorio, quello che dovremmo andare a vedere e andiamo a vedere tra un po'. Quindi non c'è passaggio, diciamo, manuale, è tutto automatizzato. Sì, la mungitura l'abbiamo fatta circa 2 orette fa. Il latte è munto stamattina in questa sala, viene raccolto tutto in questa cisterna che vedete di fianco, poi tramite tubazione il latte va direttamente al laboratorio dove adesso stiamo pastorizzando e domani mattina va nei negozi, quindi il latte è chilometro zero. Io dico sempre il latte dalla mammella alla scodella. È il tuo slogan questo? Questo è il mio slogan. Qui da Montebebbio c'è una bella visuale, insomma, prima di andare al laboratorio qua, insomma, mi sono soffermato perché vedete c'è la pietra di Vismanto, questa vallata e poi là in fondo vedo anche quello che è il tuo agriturismo, no? Poi parleremo anche di quello. Qui venire qua insomma è un piccolo paradiso anche per i turisti che comunque possono affacciarsi a questa vallata, in fondo c'è il fiume Secchia, adesso è molto verde quindi anche molto gradevole e poi soprattutto d'estate qua si sta bene. Sì, io essendoci nato non posso dire che qua si sta male perché è il mio ambiente, quindi io consiglio a tutti di venire veramente a fare un giro perché abbiamo un Appennino molto bello, infatti l'idea dell'agriturismo è nata proprio per far soggiornare gli ospiti, proprio per fare visitare il nostro Appennino, dalla Pietra di Bismantova al Monte Cusna, abbiamo il Cerreto con il lago del Ventasso, col Monte del Ventasso, abbiamo delle cose che sia in bicicletta che a piedi bellissime da vedere. E poi dopo c'è il tuo yogurt che insomma è molto buono. E poi col mio yogurt tutto si delizia ancora di più. Allora Paolo, seguiamo il percorso del latte, questo è il laboratorio, siamo in piena lavorazione e qui troviamo tua moglie Stefania. Buongiorno Stefania. Allora, cosa avviene qua dentro? Sei tu qua che hai il polso della situazione, dico bene? Vedo delle bottiglie che si stanno riempiendo con quel latte che abbiamo visto arrivare direttamente dalla stalla, qua si fa l'imbottigliamento. Esatto, qua il latte appena munto nella stalla viene portato su nel laboratorio tramite una pompa e viene una tubazione sotterranea dove viene direttamente nel laboratorio. E qui imbottigliamo il latte da 1 litro, da 5 litri e da 10 litri per le gelaterie soprattutto. E facciamo 8 bottiglie, insomma, questa è la rotatoria dove viene appunto imbottigliato. Quelle sono bottiglie dove insomma uno compra, beve il latte così, invece quelle diciamo dei 10 litri sono quelle che usano in maniera importante per pasticceria e gelateria soprattutto. Esatto, sì, gelaterie e pasticcerie. Infatti è un prodotto che viene molto apprezzato il nostro latte. Quindi quel latte di fatto non viene toccato, quindi assolutamente, entra lì direttamente, quindi è assolutamente sterile. Qua fate anche lo yogurt, ce lo raccontava prima Paolo, in questo momento non lo state lavorando, però fate diversi tipi di yogurt, no? Quindi sì, con la frutta anche,
sono yogurt interi, yogurt anche parzialmente scremati. Qual è la tipologia che voi producete? Allora, noi produciamo latte yogurt cremoso e facciamo 14 gusti e lo misceliamo a delle frutte naturali, insomma, e appunto viene messo in questa macchina, facciamo sui 2 quintali insomma, a lavorazione e in un totale di 4 o 5 quintali alla settimana. Dove arriva il vostro yogurt? A chi lo consegnate? Chi lo acquista? Allora, i nostri prodotti, il latte e anche lo yogurt, arrivano nei supermercati di Reggio, Parma, Modena e arriviamo fino a Bologna. Abbiamo le Realco, abbiamo le Sigma, le Conad, insomma tutti questi gruppi importanti e anche Coop e anche le gastronomie, insomma, in queste 4 province. I nostri prodotti. Allora, la vostra è un'azienda multifunzionale, abbiamo detto che c'è anche un agriturismo, adesso l'ultima parte di questo nostro racconto della vostra azienda lo facciamo in agriturismo, dove c'è tua figlia che si occupa di questo. In questo momento è prestata all'imbottigliamento, ma la incontriamo dopo. Esatto. Siamo a circa 500 metri dal centro aziendale, qua sorge l'agriturismo e qua vediamo un po' che cosa hai fatto in funzione anche di un turismo importante che usufruisce anche dei tuoi prodotti. Assolutamente sì. Allora Paolo, qua troviamo tua figlia Alice, buongiorno Alice. Allora tu gestisci questo angolo, diciamo questo pezzo importante dell'azienda che è l'agriturismo. Appena fatto un recupero che è stato fatto di un vecchio cascinale e qua avete fatto insomma un po' di accoglienza. Qua insomma vediamo un po' dei tuoi prodotti, però il pezzo forte di questa azienda sono anche è il centro benessere, no? Dove voi avete organizzato un'accoglienza importante per i turisti. Sì, per il periodo invernale abbiamo insomma deciso di fare la spa, e mentre invece insomma per il periodo estivo c'è la piscina, appunto per quello invernale abbiamo scelto la spa. Ci sono tutti i comfort. Adesso ce la fai vedere che siamo quasi in chiusura di puntata, eh? Sì, andiamo. Questo è il centro benessere, Alice, qua c'è un po' di tutto, vedo la sauna, il bagno turco e anche una vasca idromassaggio. Massaggio, Quindi sì. qua gli ospiti che vengono qua possono usufruire di questo servizio. Sì, dopo essere stati insomma in visita al nostro Appennino possono rilassarsi nel centro benessere. Abbiamo sì le 2 docce emozionali, il bagno turco, la sauna, un'area relax con l'angolo tisane, la parete di sale e la vasca idromassaggio. Insomma, non manca nulla in questo, diciamo, contesto appenninico. Bene, allora io magari adesso vi saluto, siamo a conclusione. Grazie Paolo, grazie Alice. Magari faccio un tuffo, Intanto la facciamo partire, È no? il minimo che uno possa fare. La facciamo partire, poi dopo vediamo come funziona, ma intanto salutiamo i nostri amici telespettatori, ci fermiamo per un po' di pubblicità.